Buongiorno amici di Rubrica Sicilia, oggi ci troviamo a Villa Bellini a Catania, il parco comunale dedicato al musicista Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini nacque a Catania il 3 novembre del 1801 nel Palazzo Gravina Cruilias, sito in piazza San Francesco. Un bambino prodigio che si dedicò sin da subito alle passioni per la musica grazie alla figura del padre e del nonno. Vincenzo Bellini e la musica di Vincenzo Bellini è un connubio tra classicismo e romanticismo grazie alle personalità che lui incontra all'interno dell'Italia ma anche nel territorio europeo. In particolare fu importante la figura di Rossini e di Chopin. Vincenzo Bellini infine muore a Poteau, in Francia, il 23 settembre del 1834. Autore di grandi composizioni tra cui ricordiamo Norma, La Sonnambula, Il Pirata e Il Puritano. Andiamo a conoscere l'ospite di oggi. Ciao, io sono Salvo Luca e sono un musicista. Ciao! Prima domanda, chi sono i musicisti che mi hanno ispirato? I musicisti siciliani. Bene, il primo tra tutti è Franco Battiato, perché è stato un talento davvero assurdo, cioè sia nel modo di scrivere ma anche il modo di arrangiare, quel misto tra elettronica, insomma è stato davvero bravo. Poi Carmen Consoli, ma anche Mario Venuti, Colapesce è un ragazzo straordinario nel panorama indie italiano che è davvero bravo, e la stessa Levante che ha vinto il premio Rock Hall dell'anno, quindi insomma è stata davvero fantastica, loro su tutti. La mia passione per la musica nasce già da bambino, in sostanza a 8 anni ho preso per la prima volta la chitarra e da allora è diventata una compagna insostituibile. Intorno ai 14-15 anni ho cominciato a scrivere anche i testi quando mi iscrissi al liceo classico e cominciai a scrivere, cominciai a cantare nelle varie rappresentazioni a scuola, insomma è stato un periodo bellissimo che mi ha alimentato proprio questa cosa qui. Da qualche anno ho deciso che vuole essere la mia professione e quindi mi impegno al massimo ogni giorno per cercare di dare il meglio di me alle persone che mi ascoltano o comunque alle persone che hanno bisogno anche di un attimo per emozionarsi. Autunno è il brano che è uscito in collaborazione con Reversal, quindi con Daniele Massa, e l'abbiamo prodotto lo scorso autunno. Parla appunto della società in quel periodo, in particolar modo della società catanese. Io mi sono voluto ispirare molto a quello che succede proprio nella società civile, cioè quello che cambia, quello che c'è all'interno dei bar o comunque all'interno delle palestre, questo inondarsi nuovamente la città, ed è una sensazione meravigliosa, è come se riprendesse un po' la vita, no? Quindi Autunno vuole parlare di questo e vuole parlare anche di speranze, nel senso che come ogni cosa che riparte, bisogna in un certo senso volare piuttosto che camminare, quindi cercare di dare proprio il massimo per arrivare ai propri sogni. Intanto questo sole ci consola, dal cielo che a volte fa paura. Per ogni fine c'è un inizio, riparti dal tuo tempo e perditi nel sentimento e vola. Ci consola, dal cielo che a volte fa paura. Per ogni fine c'è un inizio, riparti dal tuo tempo e perditi nel sentimento e vola. Ciao amici di Rubrica Sicilia, grazie di cuore davvero tanto, continuate tutti a seguire questa bellissima pagina e se potete e volete condividete anche i miei video, lasciate like alla mia pagina Facebook Salvo Luca oppure seguitemi su Instagram che sono davvero tanto attivo lì, e vi mando un grande bacio a tutti e come sempre viva la Sicilia e viva la musica!